ma c'è una parte di noi, italiani, che si è appropriata di un nostro brano musicale straordinario per farne il loro inno. E perché non volevo farlo? Perché ho dichiarato che sarebbe stato disonesto parlare di queste cose così esplicitamente. Non voglio fare comizi politici, anche se poi la vita è politica. Invece quella musica appartiene a tutti noi. Questa parte di italiani ha assunto un atteggiamento nei confronti di alcuni esseri umani che invece noi accogliamo da sempre, senza fare nessuna differenza. E quindi ho semplicemente detto che noi siamo gli italiani quelli là, non quegli altri. E quegli altri, vi prego senza nessuna polemica, vi prego di credermi, sono molto onesto in questo, senza nessuna polemica, vi chiedo soltanto a quegli altri di prendere noi siciliani come esempio. Voglio presentarvi un amico. Vieni Filippo, vieni. Grazie di essere qui intanto, grazie di essere qui. Filippo, si chiama Filippo. Ci sono momenti in cui è necessario ricordare a noi stessi che siamo un unico popolo, che le nostre facce possono avere 1000 colori, ma che non è in questo che misuriamo le nostre differenze. Sono le sponde bellissime dei nostri mari e le cime sublimi delle nostre montagne a renderci diversi, i dialetti ricchissimi, i sapori delle nostre cucine, le 1000 idee che fanno di questo nostro paese un inesauribile cantiere. In ognuna di queste differenze cogliamo un'unica appartenenza. E per questo motivo che io e Filippo ci guardiamo negli occhi e altro non vediamo che la nostra reciproca dignità di esseri umani. In nome di questa dignità io chiedo qui pubblicamente scusa, e so che la mia voce stasera è la voce di voi tutti, al ministro Cécile Kyenge, perché è la sua storia di essere umano ad avere ricevuto gratuite e ripetute offese, non certo il colore della sua pelle. E in nome di questa dignità che tutti noi tifiamo per il Nobel della pace a Lampedusa. Ed è questa stessa dignità a farci sentire fratelli d'Italia. Sì, sono proprio le prime parole del nostro inno, parole semplici, ma che raccontano il coraggio e la sfida di chi ci ha resi un solo popolo. A loro e a noi tutti, che oggi siamo questo popolo, va il nostro pensiero. Un pensiero che abbiamo imparato a sussurrare, come una preghiera, ma che può diventare canto potente se a cantarlo siamo in tanti. Grazie a tutti, grazie a tutti.